Ti ricordi quel pomeriggio quando il vescovo ha telefonato, posso venire a trovarti? E io gli ho detto subito, non stia mica a venire a far malare. E ho capito subito che c'era qualcosa per aria. Però quando è venuto, ecco, mi ha convinto, perché bisogna mettersi anche nei panni dei superiori che devono progredire tutta la diocesi. E mi ha detto una bella frase che non te l'ho mai detta, in dialetto. Qua la bontà meglio di quel che si pensia, sottosato. Ringraziandoti veramente per tutto il bene che hai fatto per noi in questi 5 anni. Tu hai preso alla lettera le parole di San Paolo, che dice che il cammino di un cristiano su questa terra è uguale a quello di un atleta che per vincere la corona di gloria in cielo si deve allenare tanto. Così tu ti sei proprio allenato tanto, fra camminate, ferrate e campi morti. Allora noi ti vogliamo continuare ad aiutare a fare tanto movimento, regalandoti una bicicletta. Anch'io devo fare alcuni ringraziamenti doverosi. E il ringraziamento doveroso io lo faccio chiaramente al Signore. Prima, durante la comunione, così, appunto, dando la comunione, guardavo i volti e vedevo i vostri volti e alcuni film, così, mettevo in moto tante scene di questi 5 anni vissuti insieme. E per questo ringrazio il Signore. Ringrazio il Signore perché penso che in questi anni mi abbia fatto crescere, smussando anche su qualche stimolo che magari cambia. E dopo, adesso poi mi compro un po' la serenità, sappiate che il primo amore non si scorda mai, quando sarò terzo, chiaramente il ricordo sarà per queste 4 realtà: il piede, il soglietto, il frontolo e anche il collegio. E dunque il ricordo rimane, però è chiaro che adesso l'avventura a cui il Signore e il Vescovo, che il suo strumento mi chiama, è da un'altra parte.